Seconda parte di 7 in punto, parliamo della cosiddetta riforma sanitaria e lo facciamo con Fabrizio Boron, che è il presidente della quinta commissione, che è la quinta commissione proprio quella che si occupa di sanità. Io ho parlato di riforma sanitaria perché forse i telespettatori ne avranno sentito parlare. Si sta discutendo prima in quinta commissione, poi si andrà in consiglio regionale di una grandissima riforma sanitaria che dovrebbe riguardare l'organizzazione del nostro sistema sanitario, cioè la riduzione delle USL dalle attuali 21 a 10 di cui 7 USL, 2 aziende ospedaliere, quelle di Verona e quella di Padova e lo IOV, e poi c'è l'idea contenuta in un PDL 23 che è stato presentato a giugno, che poi è stato anche un po' l'elemento portante della campagna elettorale del presidente Luca Zaia nella riconferma alla guida della Regione Veneto, della realizzazione di questa azienda zero, che dovrebbe essere una realtà, una sovraazienda sanitaria che in qualche modo dovrebbe ottimizzare la gestione amministrativa di costi e acquisti proprio delle varie ULSS. Una riforma che è stata soggetta a discussioni, c'è anche un maxi emendamento, ma per sapere di che cosa si tratta e a che punto siamo, do la parola alla Presidente della Quinta Commissione. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, questa riforma sanitaria a questo punto cos'è e a che punto siamo? Ma cos'è? È un grande obiettivo. Un obiettivo di dare sempre più efficienza al sistema sanitario veneto, che è stato riconosciuto anche ultimamente dal governo italiano quale sistema benchmark, no? La regione di riferimento in campo nazionale su come si amministra la sanità in termini di servizi e di costi, perché mai dobbiamo dimenticare che per dare buoni servizi bisogna anche tenere molto a bada i costi e le spese. Nel corso del tempo si è capito, e su questo il PDL 23 entra direttamente in questo campo, che per ottenere ancora miglioramenti, per avere ancora più efficienza, bisogna razionalizzare i costi dove è possibile farlo. E noi riteniamo che i costi si possano razionalizzare nel campo amministrativo, nel campo burocratico della gestione sanitaria, e queste risorse poterle mettere al servizio, poterle mettere ad investimento su ciò che interessa ai cittadini, ciò che interessa alle persone, che sono i servizi sanitari, gli investimenti in tecnologia sanitaria, in strutture sanitarie. Però i cittadini potrebbero dire, se le ULSS da 21 diventano 7, diventano provinciali, non avremo più il poliambulatorio nel territorio, non avremo più l'ospedale. È così? Si riducono i servizi attualmente esistenti o che è solo una riorganizzazione amministrativa? È solo una riorganizzazione amministrativa. I servizi e la struttura dei servizi nel territorio, fatta di ambulatori, di ospedali, è data dal piano sociosanitario fatto nel 2012, scadrà nel 2016, è la linea guida di come la sanità interviene sul territorio e non è toccata quella linea, non è toccato il piano sociosanitario, si interviene nella struttura. Esempio semplicissimo, pensiamo oggi ci sono 21 ULSS e si replica per 21 volte un ufficio amministrativo, un ufficio tecnico, un ufficio legale, un ufficio gare, un ufficio personale. Se, come è successo poco tempo fa, a Padova è stato fatto un concorso per assunzione di un infermiere, si sono presentate più di 5.000 persone. Domani mattina Treviso, Verona, Belluno, qualsiasi altra provincia avesse necessità ugualmente di un infermiere, dovrebbe ripetere il concorso. Forse una gestione unitaria del campo amministrativo e burocratico porterebbe a un taglio sicuramente di questi sprechi, di questi percorsi che portano via tempo, denaro e lasciano e liberano i direttori di quel tempo che molto spesso è la parte più grande del loro tempo nel gestire i contenziosi legali, nel gestire il personale, nel gestire la stessa struttura amministrativa dell'USL. Avrebbero il tempo libero invece per intervenire nella praticità e quindi far sì che il piano sociosanitario sia attuato in tutte le sue componenti, ascoltare i cittadini, andare a vedere, io dico quasi un direttore da cantiere, no? Da campo, che va sul territorio, va in giro per le strutture a vedere cosa funziona e cosa non funziona. E allora
allora perché grande timore che questa riforma, perché da una parte sulla riduzione del numero delle ULSS c'è anche una certa concordia da parte dell'opposizione, viene bocciato invece pienamente anche qui al nostro tavolo vari esponenti di ordini vari di categorie, dagli assistenti sociali a altri rappresentanti, hanno detto l'azienda zero, l'altra parte del PDL 23 è un annullare, è creare una ulteriore USL e delegare ad un'unica persona la gestione di tutta la sanità, ad un'unica realtà, la gestione della sanità. E non a caso era stato eliminato nel PDL 23 la figura del direttore sociale, eccetera, eccetera, la necessità di un maxi emendamento che arriva proprio dalla maggioranza. Ci spiega i passaggi di questo iter? Diciamo che c'è stato un percorso lungo 3 mesi in commissione che ha portato all'ascolto del territorio. L'ascolto del territorio vuol dire le conferenze dei sindaci delle ULSS, vuol dire il parere richiesto a 579 sindaci del Veneto, che hanno avuto 60 giorni di tempo per esprimersi, e vari incontri fatti poi direttamente nel territorio. Hanno apportato queste modifiche che noi abbiamo espresso nel maxi emendamento. Che cosa è cambiato da 29 giugno al 27 ottobre, data di presentazione del maxi emendamento? Ma guardi, è stato questo ascolto, no? Effettivamente non è che ci si può chiedere di ascoltare il territorio e poi quando lo ascoltiamo diciamo che non va bene. Quindi abbiamo appreso dal territorio e guardi, statisticamente circa l'85% delle richieste erano univoche, determinate su 3 punti fondamentali. Dicevano che la programmazione del sistema sanitario veneto doveva rimanere in capo al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, quindi alla parte politica, che il direttore del sociale doveva essere reinserito, non era previsto nel PDL 23, era previsto un coordinatore. Bene, si chiedeva la figura del direttore. E dall'altra parte che le conferenze dei sindaci avessero sempre il loro ruolo riconosciuto dalla legge, ovvero di promotore e aiuto coprogrammatore della sanità nel territorio, punto di ascolto e punto di proposta. Il maxi emendamento interviene su questi 3 temi importanti. Li rimette. Che mi sembrano 3 temi abbastanza plausibili. Allora mi chiedo come mai nell'elaborazione del PDL 23 soprattutto lei ha evidenziato che torni in capo alla Giunta e al Consiglio regionale la programmazione sanitaria, ma trattandosi, insomma voi siete la maggioranza, una maggioranza mai come in questo caso netta e quasi assoluta, e quindi come mai avete offerto il destro con un PDL che aveva poi questi macro, questi svarioni, me lo conceda, perché insomma vi toglievate un potere, ma non è bello potere, insomma un governo che vi era stato dato dal voto poi alla fine. Ma guardi, secondo me era una questione, il maxi emendamento è entrato per chiarire, per dare più chiarezza al PDL 23, ma non perché il PDL 23 originario portasse via il ruolo del Consiglio e della Giunta, anche perché c'è una legge superiore che lo definisce, no? La delega sulla sanità, la gestione della sanità lo dà lo Stato alla Regione, non sicuramente direttamente a un direttore di azienda zero. Quindi era il caso di chiarire, anche perché se poi si entra nello specifico, all'articolo 2 c'era un articolo che parlava di programmazione in capo ad azienda zero e l'articolo successivo che diceva che la programmazione rimane in Giunta e in Consiglio. Quindi molto probabilmente, ma voglio dire, gli umani scrivono, gli umani sbagliano, magari andava chiarito meglio. Abbiamo preferito invece di avere degli articoli che potessero essere confusi, potessero essere interpretabili, abbiamo preferito farne uno bello netto dove si dice che la legge definisce chi ha il compito della programmazione, il Consiglio e la Giunta regionale. E in questo ambito, adesso la regia mi fa segno che dobbiamo dare la pubblicità, torniamo tra un paio di minuti e continuiamo a parlare di questa riforma sanitaria. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, con noi abbiamo Fabrizio Boron che è il presidente della 5ª commissione, la Commissione Sanità del Veneto. Con lui stiamo discutendo di questa riforma sanitaria, una riforma che dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre. Manca un mese ed è ancora in discussione in Commissione Sanità.
per chi non fosse stato sintonizzato con noi fino ad adesso, questa riforma sanitaria si può dividere in due filoni e poi spiegheremo perché io sottolineo questa divisione in due filoni. Da una parte la riduzione delle ULSS dalle attuali 21 a 10, 7 ULSS più le 2 aziende ospedaliere e lo IOV, dall'altra la creazione di un'azienda zero che dovrebbe occuparsi della gestione amministrativa, quindi evitare tutta una serie di doppioni nelle singole ULSS, accentrare alcune funzioni burocratiche amministrative. 31 dicembre è alle porte, siete ancora in discussione in Commissione Sanità. Ce la farete? O siete costretti a dividere, perché so che i due aspetti sulla riduzione del numero delle ULSS c'è abbastanza armonia, se vogliamo, con l'opposizione, proprio l'azienda zero che non piace. Quindi, siccome il 31 dicembre dovete approvare per forza la riforma sanitaria perché scadono i direttori generali, c'è il rischio che il 1° gennaio o ne nominate 10 o ne nominate 21 e non è proprio la stessa cosa. Quindi cosa pensate di fare? Cosa state pensando di fare? Ma sicuramente il tempo è poco, anche perché ci sono le festività e c'è il bilancio prima della fine dell'anno. E c'è un'opposizione, che magari qualche emendamento lo tira fuori. Diciamo ce ne sono 200 presentati in commissione. Siete una maggioranza, però non c'è ancora la fiducia, no? Non c'è ancora, che vi avrebbe un po' aiutato. Diciamo forse era prioritaria quella. Però, come ha detto lei, come ha detto giustamente, il progetto di legge 23 può essere diviso in due fasi importanti. Uno che è la riduzione delle ULSS, ricordiamo velocemente, da 21 a 7, più le aziende ospedaliere e lo IOV, e dall'altra parte azienda zero, ovvero questo ente del servizio sanitario regionale che accentra i servizi amministrativi burocratici. È vero, sulla riduzione delle ULSS tutte le forze politiche hanno espresso la volontà di ridurle. Poi è una questione di numeri, 8, 9, 7. Siete d'accordo sul come farlo? Quello forse è più da capire, da definire. Il fatto che c'è chi dice che magari l'ULSS dovrebbe essere ridotta su ambito ottimale invece che su ambito provinciale definita come oggi. Perché, mi scusi se la interrompo, il piano sociosanitario, quello approvato dopo tanti anni di vacanza, non parlava di un ULSS ottimale con 300.000 cittadini. Ora però, alla luce di questi accorpamenti, potrebbero esserci colossi da 1 milione di... come si conciliano le due cose? Però guardi, Emilia-Romagna e Toscana hanno già fatto questa trasformazione. Bologna ha una ULSS da 1,5 milioni di abitanti. E poi ci sono addirittura delle ricerche, degli studi fatti da Ca' Foscari, c'è una relazione fatta da Ca' Foscari, come dimostra che l'aumento del bacino di abitanti all'interno dell'ULSS diminuisce proporzionalmente il costo pro capite amministrativo. Da 200.000 il costo pro capite è circa 45 euro, il costo solo amministrativo, se arriviamo a 5 volte di più, quindi a 1 milione, diventa 29 euro. Quindi su un'ULSS come quella di Padova parleremo quasi 20 milioni di euro, insomma, di risparmi possibili. Ecco, noi dobbiamo guardare anche a questo, perché poi la gente ci chiede di andare all'ospedale, di andare a essere curati su strutture moderne, di essere curati con tecnologia moderna e di avere efficienza nella cura, non sapere se dietro ci sono 5 persone che fanno una gara d'appalto o ce n'è solo una. Ecco, io credo che la gente interessi. Quindi lei mi vuol dire che nel 2012, quando è stato approvato il nuovo piano sociosanitario, c'erano condizioni diverse da adesso, quindi quello ottimale di quel piano oggi può essere rivisto per si fa di necessità virtù. Però teniamo presente che comunque le ULSS attuali nel nuovo progetto di legge diventano distretti, quindi un servizio che guarda il territorio, dove c'è la sua conferenza dei sindaci, dove ci sarà un coordinatore di territorio, vista come distretto, ha comunque una sua predominanza e una sua valenza nel territorio. Poi la sinergia, no? La razionalizzazione diciamo del territorio in quello che riguarda certi costi, quello penso sia dovuto. Io ho detto una cosa in commissione, ho detto che comunque sia un politico quando amministra, se si accorge che può razionalizzare dei costi a vantaggio dei cittadini, lo deve fare anche se ci sono le vacche grasse, non solo quando ci sono le vacche magre. Però, pertanto
ahimè, siamo arrivati qui oggi con le situazioni che abbiamo proprio perché non è stato fatto. Oggi sembra che l'onestà sia quasi un percorso obbligato dal fatto che non ci sono più soldi e nonostante i soldi siano pochi vediamo ancora episodi riprovevoli. Doveva Purtroppo essere sì. l'opposto, cioè la politica dovrebbe essere una missione, ma forse questa è un'idealità troppo elevata. No. A me piace pensare, almeno per quel che mi riguarda, ma il Presidente in primis l'ha dimostrato, diciamo, nel suo percorso di guida della Regione negli ultimi 5 anni e soprattutto lo sta dimostrando come guida la Regione adesso e i progetti di legge che ha presentato di sua firma, che la giusta amministrazione e giusta razionalizzazione dei costi deve avvenire comunque e sempre, indipendentemente se hai tanti o pochi soldi. Senta, la sanità non è un mistero, è la parte del leone, no? Del bilancio della Regione Veneto ed è sempre stato terreno di spartizioni lobbistiche. Sto parlando di come succede purtroppo in politica. Quanto questa spartizione lobbistica ha penalizzato, pur noi mantenendo della eccellenza da un punto di vista dei servizi erogati, perché il cittadino potrebbe dire come siamo sempre stati la regione d'eccellenza per la sanità, ora improvvisamente da 21 si può arrivare a 7, si possono fare tanti risparmi perché non si sono fatti prima. Allora indubbiamente la politica ha una responsabilità in questo, ben venga il pragmatismo di oggi, ma mi dà una spiegazione, questi meccanismi sono stati definitivamente archiviati, che clima c'è in commissione? Cioè l'opposizione piuttosto che la maggioranza, tutti lavorano ad un progetto comune ovviamente con visioni diverse. Beh, tutti sono coscienti che bisogna intervenire, ma intervenire perché, e questo è la storia anche dei riparti sanitari dello Stato, no? Sono sempre in diminuzione e pertanto bisogna agire oggi per poter avere domani. Non è che agiamo oggi perché è urgentemente oggi che necessitiamo di queste risorse, ma siccome l'intervento che andiamo a fare, che è la riduzione e la centralizzazione di certi servizi amministrativi, poi hanno un tempo di attuazione che può essere 2 anni, 3 anni per arrivare a regime, bisogna che partiamo, se no mai arriviamo. Tutti, sì, tutti lo sanno e tutti ne sono coscienti, poi ci sono le sfumature che molto spesso, io mi auguro e spero, ma credo che i consiglieri della Commissione su questo daranno prova, la visione e l'intervento sia sempre finalizzato al meglio e non all'ostruzionismo, perché l'intervento all'ostruzionismo per non far fare alla maggioranza quello che deve fare solo per dire non sono stati bravi, non fa un servizio al cittadino. Lei prima parlava di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, cosiddetti tagli degli aumenti previsti. È andata un po' meglio di quanto si pensasse, se non sbaglio. L'assessore Coletto la settimana scorsa è ritornato, da una parte soddisfatto il Veneto perché ha riavuto quel ruolo di benchmark che sembrava offuscato dal fatto che non abbiamo più la presidenza, no, della regione sotto l'aspetto delle sanità. Che cosa si può dire? Quanti soldi abbiamo ottenuto in più rispetto ai paventati tagli? Perché è onesto anche dire sì quando ci sono i tagli, ma anche dire va bene, ci hanno tagliato un po' di meno. Ma teniamo presente che a settembre di quest'anno sono spariti 250 milioni dal budget assegnato, quindi il taglio c'è stato. Si paventava ulteriori 85 milioni nel budget dell'anno prossimo e diciamo è stato scongiurato fortunatamente, ma io credo che questo sia stato anche dedotto da un attimino a Roma, no? Si è cercato di capire, di guardare, di ragionare di fronte a fatti toccabili, reali, che effettivamente si stava facendo un torto, a mio avviso. E questo è possibile anche definire il fatto che di fronte agli 85 milioni non più tagliati ma riassegnati, hanno anche garantito che da marzo dell'anno prossimo sulla ripartizione di fondi si interverrà con i costi standard. Quindi quello che virtuosi, quelli che non sono virtuosi rischiano il commissariamento? Beh certo, non è che si possa andare avanti sempre, no? Chi fa bene viene tagliato e chi fa male continua a sprecare. A un certo punto, se lo Stato vuole funzionare, io parlo di paese, poi vuole funzionare, deve dare non solo un messaggio economico, ma anche un messaggio morale, che è quello di dire se non sei capace di fare il tuo mestiere, se non sai dare ai cittadini il giusto servizio con i giusti costi, te ne assumi le responsabilità.
Lei prima parlava del maxi emendamento come risultato di un ascolto del territorio e proprio quel territorio che è un po' l'elemento fondante del nuovo piano sociosanitario, no? Che sottolinea il ruolo del sociale abbinato al sanitario. Che cosa significa? Ospedali hub per le eccellenze, per le acuzie, eccetera, e poi convalescenze, terapie nel territorio, cosiddetta medicina del territorio. Forse anche questo sembrava un po' il controsenso, no, del PDL 23, come tolgono il direttore dei servizi sociali, non ascoltano il territorio. Questa medicina del territorio, cioè gli ambulatori, i poliambulatori, i distretti sanitari, a che punto è della realizzazione? Perché solito esempio banalissimo, andiamo tutti al pronto soccorso perché in realtà non abbiamo un poliambulatorio con i nostri medici di base dove rivolgerci H24 se non abbiamo l'infarto piuttosto che altre cose gravi. A che punto siamo? Beh, l'intervento sa che molto spesso ha bisogno anche di una condivisione poi con le associazioni di categoria, perché da solo... le associazioni di volontariato, ecco, tutti i sindacati, eccetera. Esatto, quindi a volte è questo che allunga poi i tempi. Poi c'è un fatto necessario e ovvio che è la questione economica, cioè il piano sociosanitario 2012 che prevedeva, come diceva lei, le medicine di gruppo, gli ospedali di comunità, tutta una serie di interventi per avvicinare la prima necessità al territorio e quindi magari anche sgravare le strutture ospedaliere che poi costano, no? Perché costano molto, si possono e si devono rendere attuabili, ma ci vogliono investimenti. Quegli investimenti che molto spesso vengono a mancare e specialmente negli ultimi anni con i continui tagli sono venuti a mancare. Noi avevamo quantificato, avevamo previsto proprio anche questo nel progetto riduzione ULSS e nel progetto Azienda Zero. Avevamo stimato quasi un range fra i 50 e i 70 milioni di risparmio che potrebbero addirittura essere molti di più, addirittura 90 milioni e questo lo definisce proprio anche quella ricerca che dicevo di Ca' Foscari, che possono essere risorse disponibili proprio a attuare quel piano del 2012, soldi che non vanno presi dalle cure, che non vanno presi dal servizio, ma vanno presi dai costi amministrativi, dalle strutture burocratiche e vengono messi proprio per attuare invece quei servizi che il piano sociosanitario identifica, le medicine di gruppo, gli ospedali di comunità. Quali tempi oggettivamente dovremmo attendere per trovare questi presidi nel territorio organizzati, non a spot, perché ce ne sono, ma attualmente sono a spot? Io credo aiuterà molto anche il direttore unico, perché il direttore unico su una provincia ha una visione globale e quindi riuscirà ad avere anche un indirizzo più immediato che magari da un territorio che molto spesso è rimasto diviso da situazioni particolareggiate, mettiamo così. Lei sta dicendo che è assurdo che in una provincia ci siano 3 USL? Ma io ritengo che una provincia... Non risponde a delle necessità territoriali, forse in qualche caso, magari non so, penso a Belluno piuttosto che Rovigo... Perché, allora, ritorniamo al punto di prima, il fatto che ci siano 3 USL per la gente vorrebbe dire, non so, prendiamo Padova, l'US 15, l'US 16, l'US 17, le persone dicono, vabbè, se diventa un'unica USL si rischia che rimane tutto a Padova, non ci sia più presidio a est, insomma, nella bassa padovana e nell'alta padovana. Questo non è così perché tutto rimane inalterato, diventa un'unica amministrazione, un'unica direzione generale? Cioè, io le faccio un esempio semplicissimo. Sì, per spiegare alle persone. I padovani vanno all'ospedale e sono in azienda ospedaliera. Vanno a 300 metri più in là, sono al Sant'Antonio e sono all'ULSS. Lei chieda a un padovano che va a curarsi o al Sant'Antonio azienda ospedaliera qual è la differenza. Non le diranno la differenza se è azienda ospedaliera, è la sanità, perché poi alla fine è la sanità. Chi andrà al Sant'Antonio perché si trova meglio, chi va... Non mi interessa che sia uno o l'altro, no, è la sanità. Lo stesso è nel territorio ovunque, non si discute su quello che sono i presidi di territorio, a parte che Padova ha una situazione anche... forse Padova ha troppi ospedali secondo lei, anche in previsione di quello nuovo? No, ma guardi, Padova rispetto ad altri territori è quella che ha razionalizzato forse di più di tutti. Abbiamo Cittadella, abbiamo Campo San Piero nell'Alta Padovana. No, parlavo proprio di Padova città, ecco. Ma Padova città... E qui la porto sul nuovo ospedale di Padova, altra, come dire, non saprei come definirla, tra barzelletta per certi versi e boh. No, ma guardi, l'ospedale di Padova è addirittura d'arrivo. Quindi i padovani vedranno la realizzazione dell'ospedale nuovo a breve, cioè
inizierà ovviamente il percorso poi di gare, di progettazione e di messa in atto. Io credo che nei prossimi 2 o 3 anni si potrebbero già vedere il cantiere in funzione, quindi e tutti quegli investimenti che si stanno facendo, l'altro giorno siamo stati appunto alla conferenza stampa di bilancio del direttore generale, che si stanno facendo, sono indispensabili, no, per l'attività, ma saranno destinati a cosa? Soldi un domani dismesse le realtà esistenti, saranno dismesse oppure sono investimenti perché poi quelle strutture saranno riconvertite in altre funzionalità? No, noi abbiamo il nuovo ospedale che sarà il Policlinico Universitario. Quindi dove oggi ci sono gli investimenti, che è l'attuale Policlinico, verrà messo a norma, ci sono delle sale operatori in più che stanno per essere realizzate, rimarrà l'ospedale cittadino. Ovviamente si andrà a razionalizzare quello che magari sono alcuni reparti o alcune strutture sparse, no? In quell'arcipelago di piccole palazzine che sono via Giustiniani, dove magari è più importante metterle in un unico edificio e quindi aprire. A me piace immaginare, mi piace anche sognare, ma quel tratto lì che è bellissimo a livello ambientale e culturale, dove ci sono le mura del Cinquecento e c'è un bellissimo percorso anche storico lungo queste mura, mi immagino che domani mattina, razionalizzando la struttura e quindi riuscendo ad aprire anche quel percorso, possa essere un ospedale all'interno di un parco. Torniamo al 31 dicembre. Mi sembra, siete ancora in discussione in Commissione Sanità, dovete far approvare perlomeno la parte della riduzione delle ULSS entro il 31 dicembre. Avete intenzione, mi pare di aver capito, di dividere i 2 aspetti della riforma sanitaria. Che cosa succederà il 31 dicembre se non riuscite nemmeno a far passare, visto che c'è il bilancio, ci sono le feste natalizie, a far passare la riduzione delle ULSS? Cioè voi dovete fare dei nuovi incarichi, perché lì non c'è la possibilità di prorogare i direttori esistenti? No, intanto vediamo, in questi giorni si sta cercando anche di colloquiare anche con le forze di opposizione per vedere se c'è la possibilità di approvare perlomeno la parte della riduzione delle ULSS in via diciamo preferenziale, mettiamo così, in una corsia veloce che possa quindi risolvere questo problema. Dall'altra parte la discussione su Azienda Zero si sposta in commissione, magari dando un po' più tempo, anche perché la riduzione delle ULSS per norma, per legge, decorre sempre dal 1° di gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione. Quindi se si approva entro l'anno decorre dal 1° gennaio 2016, se si approva in gennaio decorre dal 1° gennaio 2017. E questo vuol dire che 21 direttori ve li dovete tenere 3 anni, ecco, perché non gli potete fare un contratto annuale? No, non è possibile. Scusi se le faccio i conti della serva. Non è possibile. E questo ovviamente è una questione legislativa tecnica che gli uffici stanno verificando. Poi, anche politicamente non sarebbe accettabile, volete ridurre e per 3 anni 21, insomma, io immagino simbolicamente che anche se poi non è una cifra da capogiro, simbolicamente. Io immagino ci possa essere una soluzione, non so se una soluzione dettata da dei commissari già indicati sulle 7. Quindi c'è un piano B in caso, avete un piano B? Beh, lo stiamo preparando. Quindi, di solito c'è sempre. Potrebbero tutte le ULSS essere commissariate? Potrebbero, allora lì dipende molto da quello che ci consente la legge, no? Perché 21 ULSS, se possibile, si possono mettere 21 commissari pro tempore al fine di arrivare alle 7, oppure già individuare 7 commissari che portino all'unificazione delle ULSS e quindi al nuovo assetto. È una questione molto più che politica, di volontà politica, è una questione tecnica, legislativa, sui quali gli uffici daranno supporto. Ultima domanda, proprio dal punto di vista della volontà politica, no? In Commissione Sanità il PD ha presentato un PDL 74, che è questa agenzia unica veneta, che è un'alternativa all'Azienda Zero. Il Movimento 5 Stelle fa delle rivendicazioni, la lista di Tosi pure. Come vede il dibattito in corso? Che cos'è che la spaventa da parte delle opposizioni? Per storia personale non mi spaventa nulla, certo. non ho questo timore. Vede delle cose trasversali oppure un dibattito che può portare comunque? Già il fatto di dire l'Azienda Zero ne riparleremo? Io sono uno che ascolta molto, quindi ho ascoltato questo lungo percorso, ho ascoltato molto le opposizioni e ho sentito da loro, dalle loro proposte, che era
c'era la possibilità di dire, ma siccome siamo d'accordo tutti sulla riduzione delle ULSS, diamo velocità a questa e mettiamo Azienda Zero su una corsia, diciamo, io ho detto non indefinibile ma ben definita. Ecco, perché non c'è il rischio che poi venga archiviato il progetto Azienda Zero. Io ho detto non indefinibile ma definita, quindi potrebbe essere gennaio, febbraio, però già definita il percorso di Azienda Zero. Sulla riduzione delle ULSS però ci deve essere chiarezza, cioè non ci può essere il tentativo anche su quello di fare ostruzionismo perché uno la vuole in un modo, uno la vuole in un altro, perché a quel punto lì la maggioranza farebbe la maggioranza. Io ringrazio Fabrizio Boron, Presidente della Quinta Commissione Sanità del Veneto. Abbiamo capito, insomma, il D-Day sarà il 31 dicembre, vi terremo aggiornati sull'evoluzione di quanto accade in Regione. Termina qui questa edizione di 7 in punto, torniamo domani mattina. Grazie, arrivederci.